Peppe racconta. Una volta, quando ancora in mano sapevano di fatica vera, o sabato era un giorno speciale. L'artigiani aspettavano la paga, i guaglioni aspettavano pata, ed in de case si sentiva già odore ragù. E scarpe appese fuori butachelle, segge la mezza via, e femmine affacciate ai barconi, a gente che campava con poco, ma campava meglio. O sabato arrivava lento lento, co sole che calava in mezzo vento, e ognuno rindo cuore teneva un pensiero, ma pure se era dura pareva tutto vero. E mani nere, colle e colore facevano borse, scarpe e pure amore. Quando masto diceva "Yamma, vimmo fernuta", pareva quasi festa per tutto vica antica. Ma o pata terna non è mercante, capaco sabato precisa tutti quanti se t'aspetta, ti guarda e poi senza parlare ti fa capire chi sì. Ognuno porta croce sua, con un dolore a una scusa, e la vita piano piano fa sortire pure la verità. Peppe racconta. Din del fabbrica non si parlava assai, si faticava e basta, ma in dei silenzi si imparavano cose grandi. Chi aiutava senza interesse, chi divideva un panino, chi rispettava la parola data, pure quando non conveneva. Non era ricco chi teneva assai, ma chi guardava in faccia senza guai, chi si guardava in mano a sera quando è stanco e si sentiva ancora un poco onesto e franco. E quante volte la vita pare ingiusta e amara, vede malamente chi fatica ancora. Mo tempo zitto zitto scrive tutto rindoviente, niente resta asciuso sotto all'occhio e Dio. Mo pata terna non è mercante, non tiene conti cassa e guadagna, issa non paga come facimmo noi. Aspetta, guarda, e quando arriva tempo fa passare l'anima. Se hai fatto bene pure senza avere niente, resta un profumo de cose fatte cu cuore. Racconta. E allora, quando sentivo dicere "o pata terna non è mercante, che pago sabato", io capivo che la vita non ti premia subito, ma tutto quello che fai, buono o malamente, prima o dopo torna. O pata terna non è mercante, Che paga o sabato.